Buonasera da Sicilia 24, i titoli di questa edizione. Sicilia assediata dagli incendi, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco nel Messinese. A Cefalù evacuato un albergo con 700 turisti. Il presidente Schifani: c'è una regia criminale. A Pantelleria dà fuoco alla moglie, rimane ustionato. La donna è in fin di vita, l'uomo è in stato di fermo e rischia di perdere la vista. Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile, il boss è ricoverato nel reparto detenuti nell'ospedale dell'Aquila. La Sicilia non perderà i fondi del PNRR. A Palermo il ministro per gli affari europei Fitto assicura che a giorni arriverà la terza rata. Catania, avviato in via Cifari l'Ecotour per liberare il territorio dai rifiuti ingombranti. Tanti cittadini che hanno aderito all'iniziativa, ma la città rimane sporca per colpa degli incivili. Calcio in Serie B, prima sconfitta stagionale per il Palermo. Rosanero superati in casa dal Cosenza per 1-0. Decisivo un gol di Canotto nel recupero. Il Catania presenta Zanellato e prepara la prossima sfida contro il Foggia. Bentrovati a Sicilia 24, incendi in tutta la Sicilia, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco solo nel Messinese. Per il Presidente della Regione Renato Schifani è chiaro che c'è un'azione organizzata. Intanto Coldiretti stima che ogni incendio costa agli italiani oltre 10.000 euro all'ettaro, fra spese immediate per lo spegnimento e bonifiche e spese a lungo termine sulla ricostruzione dei sistemi ambientali ed economici delle aree devastate. Francesco Triolo. Oltre 100 interventi in meno di un giorno per combattere i numerosi incendi che si sono sviluppati nella provincia tirrenica di Messina tra Barcellona Pozzo di Gotto ed il confine con il Palermitano. Il vento ha alimentato le fiamme mettendo in difficoltà i vigili del fuoco che sono intervenuti con tutte le forze a disposizione, sia squadre permanenti che volontarie, 48 uomini e 20 mezzi, in aggiunta anche una squadra straordinaria ed una da Enna. La prefettura di Messina ha attivato il centro coordinamento soccorsi per fronteggiare le emergenze e coordinare vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, organizzazioni di volontariato, forze dell'ordine e di polizia. Necessari decine di lanci di acqua dai Canadair che sono intervenuti per gli incendi che si sono sviluppati nelle zone di Mistretta, Sinagra, Gioiosa Marea, Patti, Contrada Moreri, Barcellona Pozzo di Gotto e Roccavaldina, dove la situazione nel pomeriggio è stata molto critica per un nuovo rogo che ha interessato le colline. È stata interrotta anche la strada provinciale verso Rometta, è stata chiusa per diverse ore e poi riaperte in entrambi i sensi di marcia l'autostrada A20 nel tratto tra Rocca di Caprileone e Sant'Agata di Militello e la strada statale 113 tra Torrenova e Sant'Agata di Militello. A Barcellona i numerosi roghi hanno devastato decine di ettari di macchia mediterranea e sono state evacuate alcune abitazioni lungo la strada provinciale che congiunge Gala a Migliardo. I volontari hanno tratto in salvo alcuni anziani le cui case erano seriamente minacciate dalle fiamme. E proprio a Barcellona Pozzo di Gotto e sugli incendi degli ultimi giorni ha parlato il Presidente della Regione Renato Schifani, per il quale, è chiaro, ha detto che qui c'è una vera azione organizzata e preparata che viene messa in atto soprattutto nei momenti di ventilazione calda e scirocco. Quindi ormai il sistema temo abbia raggiunto momenti di perfezione tale da essere contrastati naturalmente con la prevenzione. Che da soli, vedete, noi possiamo avere tante centinaia di squadre, i cani di notte non possono girare, gli elicotteri nemmeno per motivi di sicurezza, i mezzi di terra, anche se ne avessimo 10 volte di più, non potrebbero lo stesso farcela dinanzi a questa strategia delinquenziale. Allora chiedevo un incontro, bisogna per confrontarvi con lui per verificare che tipo di attacco di controllo del territorio possiamo porre in essere. Io ricordo la famosa operazione Visti Siciliani, che Tommaso conosce perché ha fatto il penale e il penalista. E vi sono dei momenti in cui lo Stato si è mobilitato, io lo criticherò, perché è evidente che abbiamo bisogno, senza il cappello in mano, di una mano d'aiuto da parte del governo nazionale e delle forze dell'ordine per presidiare. Nel Palermitano 36 invece gli interventi dei vigili del fuoco. A Cefalù è stato evacuato un albergo con 700 turisti, una donna è morta nel tentativo di salvare i suoi cavalli, mentre un anziano è stato stroncato da un malore a Trappeto. Dopo i disastri provocati dagli incendi, nel pomeriggio si è abbattuto un forte temporale a Palermo con strade allagate. Marco Carli.
Quasi 700 turisti sono stati evacuati dall'hotel Costa Verde, la più grande struttura alberghiera di Cefalù, assediata da un incendio. In questo video, sui social, le reazioni spaventate di una donna in difficoltà che si dà alla fuga con il figlio. Stiamo scappando ragazzi, l'incendio è arrivato fino a Costa Verde. Tutti fuori ragazzi, emergenza pazzesca, corri! Non è possibile. I 700 turisti che erano stati portati nel locale palazzetto dello sport sono rientrati intorno alle 2 di notte nel resort e hanno anche potuto fare colazione in albergo. Il Costa Verde è in sicurezza, dice il titolare dell'hotel sui social, e denuncia anche la natura dolosa degli incendi. Nel Palermitana, proprio nella zona di Cefalù, c'è anche una donna morta, la 42enne Maria David, che con il padre e il fratello era andata a liberare dei cavalli dalla stalla assediata dalle fiamme in un loro appezzamento di terreno. È stata trovata morta in un canalone vicino all'autostrada. Non è chiaro se la donna sia morta bruciata o a causa delle esalazioni nocive del fumo. Per fronteggiare i tanti incendi è stato disposto il raddoppio del personale dei vigili del fuoco in servizio, oltre a quello proveniente dalle altre province della regione. 36 gli interventi in totale nel Palermitano, 2 canadair impegnati. Per tutta la notte hanno lavorato 22 squadre, una all'opera anche presso lo stabilimento di Bello Lampo, dove si sta procedendo alla bonifica. Incendi anche a Partinico, dove è andato in fiamme un ristorante, a Termini Imerese, vicino all'area dell'ex stabilimento Fiat. L'autostrada Palermo-Catania è rimasta chiusa alcune ore. Sulla 20 chiuso il tratto Buonfornello-Castelbuono. Ricoverata al civico di Palermo è in gravissime condizioni Anna Elisa Fontana, la donna che il marito ha cosparso di liquido infiammabile e le ha dato fuoco a Pantelleria. La donna ha ustioni in tutto il corpo. Anche l'uomo è rimasto ferito, le fiamme lo hanno colpito al volto e rischia di rimanere cieco. Adesso si trova in stato di fermo. Laura Spanò. È in stato di fermo Onofio Bronzolino, 52 anni, che nella notte, dopo aver cosparso di liquido infiammabile la moglie Anna Elisa Fontana di 48 anni, le ha dato fuoco. La tragedia in casa dei due in via Maggiuloveti, nel centro di Pantelleria. La vittima, dopo essere stata trasportata all'ospedale Nagher, è stata trasferita in soccorso e ricoverata presso il centro Grandi Ustioni dell'ospedale civico di Palermo. Le sue condizioni sono gravissime, ha ustioni di 3° grado in tutto il corpo ed è stata intubata. Al momento è ricoverata nel secondo reparto di rianimazione seguita dall'equipe del professore Roberto Pirrello. Si sta facendo di tutto per la paziente, ma le speranze di poterla salvare sono ridotte al lumicino. Anche Bronzolino è stato portato in soccorso in ospedale, presenta ustione al volto. Le fiamme che hanno provocato nella donna ustione sul 90% del corpo lo hanno investito. Ora rischia di restare cieco. Non è ancora chiaro il movente dell'aggressione, forse alla base del gesto una discussione tra marito e moglie, poi sfociata nella tragedia, o può anche darsi che l'uomo avesse già premeditato tutto prima e al momento opportuno ha messo in atto il suo piano. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Trapani, coordinate dalla procura di Marsala. Massimo riservo da parte della procura libetana. Bronzolino lavora nel settore edile, mentre la donna in un albergo della città. In paese, dice il sindaco Fabrizio D'Ancona, ancora sconvolto per la tragedia, non si era mai registrato un fatto così grave, solo qualche rissa denunciata ai carabinieri, ma mai nulla di così drammatico. So che ci sarebbe stata una lite e il marito ha gettato della benzina sulla donna, speriamo che possa salvarsi. Solo poche settimane fa a Marsala Angelo Reina aveva ucciso a fucilate l'ex compagna Marisa Leo, la mamma della sua bambina di 3 anni. L'uomo, dopo aver ucciso la donna, si era poi suicidato. Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile. I medici hanno sospeso l'alimentazione e il boss è ricoverato nel reparto detenuti nell'ospedale dell'Aquila. Al suo capezzale la figlia, che ha riconosciuto recentemente. Angelo Gagliano. È ancora in coma irreversibile contro ogni previsione dei medici che lo hanno in cura Matteo Messina Denaro. Il 62enne boss mafioso è ricoverato nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è assistito dagli specialisti della terapia del dolore che lo hanno in carico da alcuni giorni dopo la sospensione di qualsiasi terapia oncologica. All'ex Primula Rossa è stata sospesa l'alimentazione per endovena, questo anche per rispettare la volontà di Messina Denaro, che nel testamento biologico ha chiesto espressamente
esclusivamente di evitare l'accanimento terapeutico. Le condizioni del boss si sono aggravate a seguito di un forte sanguinamento, un collasso e l'occlusione intestinale, conseguenza del tumore al colon di cui soffre ormai da tempo. La direzione sanitaria dell'ASL dell'Aquila e le istituzioni, di concerto con la figlia Lorenza, che il boss ha riconosciuto di recente e che in queste ore è al suo capezzale, stanno organizzando le fasi successive alla morte e quelle della riconsegna della salma alla famiglia. E in questo quadro sono state rafforzate le misure di sicurezza assicurate da polizia, carabinieri e guardia di finanza con il sostegno dell'esercito. La vita di Messina Denaro è ormai appesa ad un filo. La Sicilia non perderà i fondi del PNRR. La rassicurazione arriva direttamente al ministro Raffaele Fitto, oggi a Palermo. Marco Gulla. È stato un incontro utile e molto interessante. Abbiamo affrontato diverse tematiche in piena sinergia. Incontro questa mattina a Palazzo d'Orleans a Palermo tra il presidente della regione siciliana Renato Schifani col ministro Raffaele Fitto sui temi della programmazione FSC 2014-2020 e sulla ZES unica per il Sud. Il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla domanda se c'è un rischio di perdere i fondi per i comuni siciliani risponde che si farà di tutto per non perdere nemmeno un euro e che il rischio al momento è abbastanza basso. Nei prossimi giorni otterremo le risorse della terza rata e siamo al lavoro, così come ieri abbiamo fatto, presentando la richiesta di pagamento per avere entro quest'anno sempre le risorse della quarta rata. L'obiettivo del nostro Paese è quello di non perdere nemmeno un euro, quindi la grande cifra di cui si parla poi è una grande cifra di carattere generale. Dentro quella cifra ci sono una serie di avanzamenti che mese per mese, giorno per giorno, oserei dire, la cambiano e la modificano. L'altra considerazione che faccio è collegata al decreto legge varato 2 settimane fa, che inizia nei prossimi giorni il suo iter parlamentare, che è quello sul Sud della coesione, che appunto riorganizza il tema delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e, della grande novità, istituisce la zona economica speciale unica per tutto il territorio del Mezzogiorno d'Italia. Per il governatore Renato Schifani saranno 4 anni impegnativi per il governo nazionale e quello regionale. Nel recepimento di una direttiva europea avvieremo da domani a Pozzallo, in provincia di Ragusa, la prima struttura di trattenimento di richiedenti asilo provenienti da paesi sicuri come la Tunisia, per fare in modo che si possano realizzare velocemente, entro un mese, procedure di accertamento per l'esistenza dei presupposti di status di rifugiato. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Guerra agli ingombranti. A Catania, in via Cifali, è stato allestito un punto di raccolta mobile. Ci dice di più Tonino De Mano. Liberare il territorio dalle discariche abusive e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata è il duplice obiettivo dell'Ecotour organizzato dalla quarta municipalità in collaborazione con la Gema ed il Comune di Catania. Ed eccolo il punto di raccolta mobile di ingombranti ed elettrodomestici allestito in via Cifali, con molti catanesi che di buon mattino hanno risposto alla chiamata dei consiglieri della quarta municipalità Giuseppe Ragusa e Davide Curia. Siamo contenti che i cittadini catanesi hanno risposto in maniera positiva, in quanto c'è stata tanta affluenza di gente che ha rilasciato materiale ingombrante, RAEE e anche alcune mobili di casa. Quanto è importante la sensibilizzazione? Esatto, questo entra a far parte di un lavoro di sensibilizzazione da parte del Comune di Catania e soprattutto del quarto municipio, al fine di diminuire tutte le discariche presenti nel nostro territorio. Considerato l'ottimo riscontro ottenuto oggi, l'iniziativa si ripeterà per giorno 30 a Cibali, nei pressi di via Toresino. Materassi, sedie, porte, frigoriferi, televisori, anche una scala sono stati depositati su scarrabili e furgoni. Sono iniziative che sicuramente il cittadino accoglie e che servono anche a combattere quel fenomeno di conferimento selvaggio che vediamo negli angoli della città. Abbiamo insomma questa opportunità, cerchiamo di collaborare conferendo direttamente nelle isole ecologiche mobili. Da una parte i cittadini virtuosi, dall'altra i soliti incivili che deturpano il territorio. Un esempio lampante è il viale Fleming, dove i cuscini in pelle di un divano ed un materasso occupano il marciapiede, ostacolando anche il passaggio dei pedoni. Breve pausa, ci vediamo tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, a Catania 800 ragazzi in piazza Università per la festa dei centri di aggregazione giovanile. Vediamo con Antonino De Mano. 800 ragazzi in piazza Università a Catania per la festa dei centri di aggregazione giovanili, promossa dall'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali ed organizzata dalla direzione servizi sociali. Sport ed inclusione a braccetto per una giornata all'insegna del divertimento con giochi, arte, creatività, momenti musicali e teatrali. Via Etnea trasformata in un enorme palcoscenico, attori protagonisti giovani, il volto pulito ed innocente di una città in cerca di riscatto. C'è anche il sindaco Enrico Trantino che si diverte a sfidare un ragazzino. Che ha sfidato anche dei bambini, com'è andata? Ho perso, miseramente ho perso. Il bambino che è dentro di me molte volte fuoriesce. È un bellissimo momento, una bellissima occasione di aggregazione in cui alla fine i ragazzi, i bambini capiscono anche il valore dello stare insieme, e devo ringraziare le tante associazioni che fanno tantissimo per tutti questi ragazzi, per tutti i nostri adolescenti, incidendo molto anche sul fenomeno della dispersione scolastica. Diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza che hanno come finalità quella di intervenire sulla qualità della vita dei minori. È l'espressione di quello che si fa ogni giorno nei centri aggregativi di Catania. Come vedete ci sono laboratori, c'è sport, sono ragazzi che crescono insieme ad educatori professionali, a volontari, e possono crescere nella creatività, nell'accompagnamento al dopo scuola, nello sport, si cresce con degli obiettivi di socializzazione. Il futuro di Catania è in questa piazza, accogliente, sorridente e soprattutto festante. E abbiamo incontrato Ester Pantano, attrice catanese dalle molteplici sfaccettature, impegnata in tantissime cose, in fiction, la conosce il grande pubblico per questo, ma la attrae anche il teatro. Vediamo. Una carriera in piena ascesa, carattere ottimista, una bellezza catanese dalle origini somale, stella emergente delle fiction TV, il pubblico ha amato la modernità del suo ruolo in Macari al fianco di Claudio Gioè e Domenico Centamore. Non vieni a letto? Vorrei studiare un altro po'. Ma io che faccio? Lei è Ester Pantano, 33 anni, catanese, promessa del cinema con un futuro nel mondo della musica. In questi giorni l'abbiamo vista in scena al Castello Ursino di Catania in Penelope, l'Odissea è femmina. Nei suoi sogni visionari lei riesce a vedere quello che succede, vede Circe, vede tutto quello che fa, vede i tradimenti, vede il suo cedere, vede il suo dimenticarsi della moglie, del figlio, realizza che ha veramente bisogno di trovare la sua strada, di prendere la sua libertà in mano. Ester non vuole rappresentare la classica bellezza siciliana, ha una personalità forte che imprime anche i suoi personaggi. Io sono molto fiera di essere stata scelta dai registi con il quale ho lavorato per interpretare appunto sempre queste donne comunque rivoluzionarie nel loro periodo, nella loro epoca, che hanno assolutamente disarcionato qualsiasi stereotipo e qualsiasi funzione sociale predetta, preordinata. Era il 2018 quando comparve in prima serata su Rai 1 con il ruolo provocante di Trisina Cicero nella Mossa del Cavallo. Il film TV, ambientato nell'Ottocento, è tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, da allora un successo dopo l'altro. Poi è iniziato in Matataranni, c'è stato Macari, ci sono state tutte esperienze che si sono aggiunte, che ho collezionato anche a livello di teatro. Pietosa. Non vale non chiede marito. Ad ottobre la vedremo nella serie TV I Leoni di Sicilia. Anche questa Giuseppina Florio sarà un altro personaggio che accoglie la sua condizione di donna, ma comunque scalcia, scalpita, vuole prendersi quello che è suo e l'amore che è suo di diritto, che è il nostro diritto, che è di tutti, è diritto di tutti essere amati e poter amare. Ester Pantano cosa vuole prendersi? E io voglio prendermi la mia felicità, voglio prendermi quello che sogno veramente. Ancora una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, partiamo dalla Serie B nell'anticipo della sesta giornata, sconfitta casalinga per il Palermo. Al Barbera decide un Eurogol di Canotto che regala i 3 punti al Cosenza. Marco Gullà.
La prima sconfitta in campionato per il Palermo arriva nel modo più beffardo possibile. Il Palermo cade al Barbera contro il Cosenza che la vince al 91esimo grazie ad un Eurogol di Canotto. Palla all'angolino e nulla da fare per Pigliacelli. Una partita in cui entrambe le squadre avrebbero potuto vincere, sia Palermo che Cosenza hanno avuto diverse chance per sbloccarla, ma le porte sono rimaste inviolate fino al recupero, quando appunto è servita la perla del neoentrato Canotto per decidere il match. C'è grande rammarico perché penso che invece potenzialmente la prestazione meritava un risultato diverso, ma lavorando così secondo me a lungo tempo ci toglieremo delle soddisfazioni. Oggi c'era grande entusiasmo, c'era tanta tifoseria, dunque non aver regalato loro una vittoria ci dà grande tristezza, ma vogliamo prepararci meglio per andare a fare una gran partita a Venezia. Il Palermo non ha giocato male, ma è mancata la giocata. Di Francesco e Di Mariano hanno inciso poco, Brunori è palesemente sottotono, gli manca il gol che tarda ad arrivare. I rosaneri iniziano benino, Di Francesco ha la palla per segnare ma tira debolmente e Micai para. Le occasioni le ha anche il Cosenza che non si difende e decide di giocarsela, atteggiamento che spiazza la squadra di Corini. Ripresa, entra Lund, il Palermo cerca la chiave sugli esterni ma i calabresi sono ben messi in campo. Lucioni ruba palla e serve Brunori che però tira centralmente. Al 66esimo clamorosa occasione per il Cosenza, Mazzocchi frena, sterza e calcia, palla che sbatte sul palo. Corini mette dentro forze fresche, Mancuso ha la palla giusta ma tira sull'esterno e allora in pieno recupero è Canotto a siglare un super gol. Il Palermo si arrende, arriva il primo KO in campionato, martedì nel turno infrasettimanale rosanero a Venezia. Il Catania prepara al Massimino la partita di lunedì sera con il Foggia. Zanellato intanto completa il reparto di centrocampo dopo l'addio di Palermo. Marco Carli. Il Catania, reduce dallo 0-0 di Monopoli, guarda indietro per capire cosa si può fare meglio, come essere più incisivo, come rifornire con puntualità le punte. La partita in terra pugliese, come spesso avviene in avvio di campionato, ha detto anche cose diverse, per certi versi inaspettate. Il Catania, si diceva dopo Crotone e in parte anche dopo il Picerno, deve concretizzare al meglio le occasioni avute, ma anche provare a rischiare di meno. A Monopoli le occasioni sono state poche, praticamente una sola, mentre dietro la coppia Silvestri-Curado, con l'appoggio di Quaini nel secondo tempo, dà l'idea di essere una garanzia per il prosieguo del campionato. Si riparte da qui in vista del Foggia. La squadra prepara la gara al Massimino, dove alla vigilia parlerà Tabiani, non per la partita contro i rossoneri, ma a breve ci sarà anche Niccolò Zanellato. Queste le sue parole all'arrivo a Fontanarossa, tratte da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Catania è una squadra importantissima per blasone, per storia, con dei tifosi super. Nato a Milano, il 25enne era svincolato dopo la fine dell'avventura con la SPAL. Altro bel colpo, un biennale per lui. Zanellato sostituirà Marco Palermo, trasferitosi alla Lamezia dopo aver rescisso il contratto. Il nuovo arrivato, impiegabile al centro davanti alla difesa, ma anche da interno, è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di trasferirsi al Crotone e poi alla SPAL. Nella sua carriera 28 presenze, una rete in Serie A, 96 gettoni e 5 gol in B. È il 18° nuovo arrivo in rosso-azzurro, se si eccettuano Beters e Chiarella, che sono rientrati dalle società di appartenenza ma che erano al Catania anche l'anno scorso. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione Sicilia 24. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.